Centomila velieri hanno brancato l'oca, tutti vestiti lumi, con trombette e con tamburi. Pensate che tutti i parenti pensino come voi. Non so se li pensano come giureria che li pensino, o caseria. Ciò che ci chiede è che abbiamo scritto al primo ministro, non abbiamo mica ricevuto risposta. Si cerca di fare meglio che lo si può e poi il fatto di vedere tutti questi titoli trovati a scuola ci dà il coraggio di fare di più. Ma dare all'armata l'ultimo passo stanco per casuale di sangue e scina la sua miseria. Va bene una fare, se non abbiamo di un corso possa campare, perché non abbiamo la decisione adattarci ed integrarlo alla vita moderna. Ma ci sono chi veri cerani, non c'è bisogno di imparare qualcosa a scuola, basta impararlo fuori, uno non è più vero. E poi che tanto non c'è che imparare il francese come metodo assimile, non c'è che proibisce a scuola. Lo torrente di silenzio e la sua parole muta. La lingua corta non è mica che una lingua di insegnamento un'ora per settimana, la lingua corta è una lingua per insegnare materie, dunque una lingua di civilizzazione, una lingua di cultura, una lingua che deserve la formazione dell'uomo corto e a Sinavò non ci si manca. Eri la lingua dominante in questo paese come era naturale era la nostra lingua, era la lingua corsa e so che vorremmo a ristabilire un equilibrio tra il corso e il francese ma dando la priorità alla nostra lingua. E per lui è lo solo che io canto sta canzone. Quindi devi partire dalla lingua di Atarra, la lingua di Atarra corta e la lingua corta. Ma sentite la mia voce, sentite la mia canzone, è l'ultima umanità, e per l'ultimo solato, li so vai e lo so sangue, lo so passo trascinato, e per lui è lo solo che io canto, questa canzone. Che il corso si possa sviluppare, cioè che noi tutti ci sentiamo ingaggiati in questo affare